Dal 16 di dicembre assisteremo alla riduzione dei giorni di apertura, alla riduzione delle aperture pomeridiane e alla chiusura di interi uffici di tutta la rete delle poste in Veneto. Il grido d'allarme lanciato dalla CGIL su Venezia significa che Impatterà per il 10% del totale degli uffici, a cui si aggiungono quelli oggi già chiusi per manutenzioni che vanno avanti da mesi, mesi e mesi. va nelle mobilitazioni dei residenti con totali chiusure per la sordità di Poste Italiane, così gli stessi abitanti come quelli di Trevignano, quando a inizio ottobre scorso si erano battuti per salvare l'unico servizio rimasto in zona. Oggi a denunciare soprusi e imposizioni sono gli stessi dipendenti postali. Chiedono l'anonimato per ovvie questioni di tutela lavorativa e personale. Il problema è che per mantenere aperti gli uffici grandi viene tolto il personale agli uffici piccoli. Con i direttori di filiale costretti a mansioni di sportello e all'opposto semplici impiegati costretti ad assumersi responsabilità anche penali da direttori di filiale. Contro tali imposizioni già vinte dal sindacato ben 3 vertenze. Cosa succede? Che la mattina stessa io ho un distacco è mi devo spostare dall'ufficio mio di radicamento ad un ufficio X in provincia, vista la necessità e la carenza. Così alcuni dei racconti e denuncia sui disservizi delle poste in Veneto, come il prossimo, spiega di come l'emergenza sia diventata oramai routine e così al mattino costretto ad aprire un ufficio rispetto a dove era stato destinato, 45 chilometri più in là, non abbia accesso alla cassaforte e quindi al contante. Quindi di fatto vengo mandato in un ufficio, quell'ufficio mi dicono apri un'emergenza. Cosa vuol dire? Che non è stato possibile fare il controllo in contraddittorio della cassaforte. Non avrò il contante, quindi periodo di pensioni non potrò pagare, erogare. Di fatto quell'ufficio è un ufficio che non ha nessuna funzione. Postali che col sindacato hanno già calendarizzato una data su tutte. Il 29 sarà sciopero generale promosso da CGIL e UIL e quindi senz'altro anche negli uffici postali noi crediamo ci sarà un'ottima adesione.